il vincitore del premio Strega 2016 col romanzo La scuola cattolica, pubblicato da Rizzoli. Ha lavorato presso l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati in Afghanistan e ha partecipato a una missione dello stesso UNHCR, l'ufficio per i rifugiati in Chad. Ha lavorato per Radio 3 Rai alle Olimpiadi di Torino, ha esordito nella rivista Nuovi Argomenti. Dal 94 svolge anche attività di insegnamento all'interno del carcere di Rebibbia. Questa è la sua opinione sulla nave Aquarius. Io stesso, devo dire, con Realpolitik, di cui mi sono anche vergognato, ieri ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto, adesso se muore un bambino, io voglio vedere che cosa succede del nostro governo. Un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca Daloia di un libro, 8 giorni in Niger. E l'unica cosa che non accetto, e avendo 2 figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo. Va ora in onda Cultura Padana. Buona Padania a tutti da Andrea Rognoni e buona Benacchia naturalmente. Oggi diverse le rubriche, per obituario la morte in Brianza di Beppe Colombo e Valentino Giambelli, 2 figure diverse ma complementari. Per Cremona ha perso Gian Galeazzo Biazzi Vergani, condirettore storico del giornale, giornalista di ottima taglia ma orientato soprattutto all'organizzazione della stampa. Per Toponomen Bognanco, che l'origine della parola Bognanco, la località termale della Val d'Ossola, che cita il Destro per ricordare un fatto curioso, interessante, che Piero Angela, il noto conduttore televisivo, ha passato 10 anni della sua infanzia lì, e capirete perché. Ve lo cito perché insomma c'è uno spunto che è estremamente significativo legato alle terme. Poi ancora per Genius Loci parleremo di Goro e Ferrara, ricordando peraltro infine i 150 anni dell'Istituto San Carlo di Milano, il celebre istituto scolastico che ha così diplomato tanti persone in gamba. Per obituario vi dicevo, iniziamo subito. La Brianza ha perso nell'ultima settimana Beppe Colombo e Valentino Giambelli. Beppe Colombo è storico, direttore della biblioteca civica, bibliografo, grande esperto di libri in tutti i sensi, organizzatore di cultura, ottimo relatore, è morto a 86 anni e ha lasciato un'eredità molto difficile da portare avanti sia dai direttori della biblioteca civica di Monza, ma soprattutto in campo culturale, proprio per la sua capacità di riuscire a interessarsi di tanti eventi e tante situazioni sulla base di un eclettismo tipicamente padano. Aveva tra l'altro impostato l'Associazione Italiana delle Biblioteche a partire dagli anni 70 ed era stato protagonista del primo statuto delle biblioteche lombarde, partendo dalla sua laurea in lettere moderne alla Statale di Milano. Dagli anni 60 in poi aveva poi proseguito lungo una linea che aveva portato a collaborare attivamente anche Italia Nostra, Amici dei Musei e via dicendo, non senza spunti che partivano ovviamente dalla sua esperienza cristiana molto diffusa in Brianza per la solidarietà nei confronti degli ultimi. E quindi Beppe Colombo, che è stato fino all'ultimo protagonista della cultura monzese, lascia, ripeto, un'eredità che dopo la morte, tra l'altro recente anche di un altro uomo di cultura importante, Bertazzini, di origine astigiana, insomma, lascia appunto un'eredità difficile per la Brianza. Ma in Brianza è morto anche Valentino Giambelli, è stato lo storico presidente del Monza Calcio, permettendo al Monza di arrivare finalmente in Serie B e quasi in Serie A. È stato a sua volta calciatore, ma nella realtà noi lo ricordiamo qui soprattutto come imprenditore, perché partendo dalla sua esperienza di geometra aveva poi fondato una associazione e un'azienda che l'aveva portato
a progettare una serie di cose molto importanti, soprattutto le famose, dico perché si vedono da tutti i posti possibili, le torri bianche di Vimercate, ora è diventato appunto anche centro commerciale, libreria e cinema, ma all'ingresso della tangenziale est, come tutti sanno. Alla Giambelli Spa, pensate un po', fanno inoltre capo come progetto il Cosmo Hotel Palace di Cinisello, la Villa Tribuzio di Omate, dove lui si era recato a vivere negli ultimi tempi e ci ha lasciati a 91 anni, appunto, grande folla a Vimercate, dove sono stati celebrati i funerali. Certo, il ricordo maggiore, soprattutto per la maggior parte delle persone, è la presidenza di Monza Calcio dal 1980 al 1998, partendo qui dalla sua vita di calciatore di ala sinistra con la maglia del Monza negli anni 50. Siamo nella provincia padana, lombarda e padana, e con tutto quello che si trascina dietro di entusiasmo, di volontà di creare situazioni al limite fra eroismo e leggenda. Ma diventato presidente fa un'altra impresa, perché la promozione in B è già una specie di medaglia d'oro per una squadra che veniva quasi dal nulla, e col grande sogno sfumato peraltro dell'A. Ci penserà forse il Berlusca, adesso è coinvolto pare anche il fratello Paolo Berlusconi, oltre Silvio, nella ridare fiato a una squadra, qui lo vediamo dal punto di vista dell'impresa e non del calcio, che ci interessa meno, dal punto di vista dello sport ci interessa meno, una squadra che certamente ha dovuto lasciare molto sangue alle squadre maggiori, penso al Torino e al Milan, come giocatori, come forze, come entusiasmo, come volontà. Adesso sarebbe la volta buona che quella squadra potesse finalmente arrivare dove si merita di arrivare. Ma certamente anche qui l'eredità di Giambelli, di Valentino Giambelli, morto a 91 anni, rimane preziosa e tutta da ripensare in chiave prototipica, cioè di modello per il futuro. Ma Cremona perde invece un grande giornalista che sicuramente è stato protagonista degli ultimi 50 anni del giornalismo padano e italiano, perché ha dato tantissimo dal punto di vista soprattutto dell'organizzazione. Parliamo di Gian Galeazzo Biazzi Vergani. Ora, uno che si chiamava Gian Galeazzo già meriterebbe un monumento, perché Gian Galeazzo ci ricorda ovviamente il più grande dei capi anche militari padani di tutti i tempi, Gian Galeazzo Visconti, che creò per primo la Padania, dopo ovviamente Sant'Ambrogio, creò per primo la Padania all'inizio del 400, arrivando quasi fino a Perugia e unendola in un'impresa che, se fosse andata avanti, avrebbe regalato finalmente appunto non un regno d'Italia, ma un regno di Padania. Non lo si dice qui in termini politici o strettamente politici, quanto invece come impresa storica che lascia intravedere come poi l'eredità del nome nomen si dice, nel nome del destino, sia molto importante. Ma già Galeazzo Biazzi è stato in realtà il fondatore del giornale di Indro Montanelli nel giugno del 1974, ed è stato poi sempre lì senza tradire mai il marchio, la testata e la sede, perché quando Montanelli nel 94 lasciò il giornale inopinatamente per costruire La Voce e successivamente darsi al Corriere della Sera, lasciando tutti molto basiti, Gian Galeazzo Biazzi Vergani disse e diremo noi Tireminance, no? Come amatore, come uno dei principali protagonisti del risorgimento italiano. Quindi Gian Galeazzo volle rimanere lì alla sede del giornale a fare che cosa? Il direttore temporaneo, il condirettore, e ultimamente rispondere ai lettori. I lettori, quando videro negli ultimi anni, prima della morte, a 95 anni, di Gian Galeazzo, appunto dei giorni scorsi, quando videro che le risposte ai lettori erano riservati dopo la morte di Cervi, altro grande protagonista storico, insieme a Montanelli, della storia d'Italia e di Padania, quando videro questo nome non tutti lo conoscevano, perché era rimasto dietro le quinte, non aveva mai voluto fare il primo attore, ma come spesso succede dietro le quinte c'è chi riesce a sostenere molto meglio di chi appare in prima linea. È un po' l'ironia della vita.
Gian Galeazzo fu operativamente, portò tutta l'anima cremonese, che è fatta di volontà di vivere, di voglia di vivere, di amore per la vita, ma anche di amore per la comunicazione. Mi viene in mente anche l'attore Tognazzi e via dicendo. Quindi mi sembrava giusto ricordare anche questo uomo padano molto attivo negli ultimi 50 anni. Veniamo all'Istituto San Carlo, perché 150 anni fa, nella primavera del 1869, appena dopo la morte tra l'altro di Carlo Cattaneo, che abbiamo celebrato qualche tempo fa, nasceva niente po' di meno che l'Istituto Scolastico San Carlo, che esiste ancora oggi e ha sede presso Palazzo Busca in Corso Magenta 71 a Milano. Pensate, raccoglie quasi 2000 studenti, 250 prof, tra maestri e prof, perché ci sono dalle scuole elementari per arrivare ai licei. È sempre stata un po' l'elite cattoborghese, in senso buono naturalmente, di Milano, assieme magari al Leone XIII, ma comunque l'Istituto San Carlo ha dato moltissimi personaggi, a partire da Paparatti, pensate un po', che era brianzolo ma che andava a studiare lì, e poi tantissimi altri che adesso sarebbe troppo lungo citare. Si sono diplomati all'Istituto San Carlo perché la tradizione, se vogliamo nobile, già il fatto di essere in una posizione così centrale, così importante della città di Milano, come sede ma anche come vocazione rispetto al resto e al centro e alla dirigenza della città, ma anche e soprattutto come interlocutore ovviamente da sempre l'arcivescovo di Milano. 150 anni che vengono celebrati alla grande, naturalmente, perché non è da tutti, usiamo questa perifrasi, non è da tutti gli istituti scolastici avere tanta storia e in fondo, se così possiamo dire, anche tanto futuro. Per Toponomen, la rivista Toponomen, che avevamo abbandonato per un po' di tempo, è la rivista che si occupa dell'origine, dell'etimologia, dei nomi delle città, dei fiumi, dei luoghi padani. Andiamo a pescare questa volta a Bognanco. Bognanco è una località diventata famosa, adesso ne riparleremo, con le terme e con l'acqua, che si trova in provincia di Verbania ed è la perla, chiamata la perla della Valdossola. Bognanco ha una difficile indagine di natura toponomastica, perché ci sono scuole di pensiero che la vedono originata da fonti e da situazioni diverse. Sembrerebbe in prima istanza un derivato da anicus come desinenza di Bogna, Bognanicus, idronimo quindi, perché si parlerebbe della valle in cui scorre il fiume omonimo. Lo stesso Olivieri, che ricordiamo essere stato il guru della toponomastica degli anni dal fascismo al primo dopoguerra, presenta due possibili ipotesi interpretative connesse l'una a Bedonia, che poi diventa Bogogna, e Bognanco, Bedonia Betulla, per la presenza di molte betulle nella zona. L'altra è il nome personale Bonius, che ha avuto molti continuatori anche nella scienza dei nomi di marca piemontese, formati sul personale bonus, affiancato eventualmente da Bona al femminile, si pensa anche a Bona di Savoia. Quindi non è facilissimo risalire alla effettiva origine. Se pensiamo che esistono dei floronimi, cioè insomma dei nomi di natura vegetale un po' per tutte le Alpi, io propenderei sicuramente per la questione della betulla. Ma certo, Bognanco, il grande acme cultural, moral, ambiental, turistico di Bognanco è stata la nascita delle terme, che è data oramai da moltissimi anni, dai tempi praticamente del fascismo, in particolare in quei tempi, dal 29 al 39, sapete chi divenne direttore delle terme di Bognanco? Il papà di Piero Angela, cioè Carlo Angela. Carlo Angela era nato, questa è cultura padana perché queste storie sono storie
molto curiose e molto interessanti, che molto spesso tra l'altro ci raccontano dei retroscene della vita di VIP che noi non conosciamo generalmente, ma che in realtà ci diventano preziose e, come dire, suggestive non solo sul piano epidermico, ma sul piano della comprensione reale della portata del soggetto di cui stiamo parlando. Allora, il papà di Angela era nato vicino a Vercelli, a pochi chilometri da Vercelli, e siccome la provincia di Novara una volta era enorme, era davvero, assieme a quella di Cuneo, la provincia grande per eccellenza del Piemonte, ecco che viene promosso come medico quale direttore delle terme nel momento in cui vengono lanciate le terme, di un'acqua molto particolare, come tutte le acque delle nostre Alpi, cioè in genere anche le acque dei Pirenei o dei Carpazi, ma siccome siamo in Padania parliamo delle nostre Alpi. Pensate una cosa soprattutto, l'acqua di Bognanco, che poi è diventata famosa sotto, anche per le nostre tavole, sotto il nome di Ausonia, e qui attenzione, qualche ascoltatore borbotterà, ma prof, lei non chiama Ausonia l'Italia meridionale? Sì, il problema è che per un certo tempo, soprattutto in epoca fascista, venne chiamata Ausonia l'intera Italia, secondo me in maniera arbitraria, perché sappiamo bene che l'Ausonia, lo conferma la presenza dei Monti Ausoni, era soprattutto la parte peninsulare e appenninica. Comunque, insomma, venne poi dato il nome di Ausonia, per capirci, a quest'acqua, perché comunque in America non andavano troppo per il sottile e chiamavano Ausonia l'intera Italia. Comunque, il papà di Angela fu direttore, ottimo direttore delle fonti e delle terme, che poi ovviamente calarono il loro marchio anche sulle acque minerali. Ma voi sapete qual è la notizia più bella? È più importante, che le acque di Bognanco sono le più ricche di magnesio d'Europa, le più ricche di magnesio. Vi dice niente questa cosa? Il bambino Pierino terribile, perché ne ha combinate davvero tante in senso positivo, anche se io ho qualche riserva, l'ho già espressa, insomma, sul suo modo di fare scienza. Comunque è una persona che ha dato molto certamente alla televisione, partendo anche dalle sue esperienze di inviato proprio in America, ma Piero Angela probabilmente si è interessato di scienza perché ha ingerito una quantità smisurata di magnesio. Adesso capiamo perché questa mente è così vulcanica. Peccato che nei confronti di alcune aree della conoscenza non sia così interessato, tanto da criticarle in maniera un po' arbitraria. Del resto lui stesso ha detto: lascio mio figlio parlare di mondo umanistico perché mi interessa meno di quello scientifico. Che volete dire? Ma lo prenda lo stesso Piero come una battuta, perché anche come suonatore di ottima musica, dal jazz alla classica, qual era da giovane a Torino, saprà sicuramente che quando si dice, quando si parla di battute, le battute vanno colte nei loro aspetti anche costruttivi e non distruttivi. Gli è mancato il potassio, troppo magnesio e meno potassio. Magari mettendole tutte e due insieme, queste due sostanze meravigliose, avremmo avuto il genio assoluto. Ma Boccaccia mia, state zitta. Fatto sta che quei 10 anni sono stati decisivi, perché lui ancora oggi ne parla di quei 10 anni a Bognanco a bere acqua magnesiaca, è come di una specie di paradiso terrestre. Ma Bognanco è stata un paradiso terrestre. Io ci andavo da bambino con mio papà partendo da Novara, e devo dire che sicuramente Bognanco meriterebbe una conoscenza molto maggiore di quella che è, perché come tutti sanno Bognanco è crollata dal punto di vista termale e per tantissimo tempo. Adesso pensate un po', un signore greco ha ripreso in mano la situazione e ha rilanciato le acque termali. Si chiama, me lo riservavo perché non è facile, Herabos Melenos, che si fa spesso fotografare per innato senso
giustificata esibizionismo, però lui è bravissimo e ha fatto un miracolo davanti al Dancing Rubino delle Terme di Bognanco. C'è un tocco di narcisismo perché accanto alla fonte Ausonia e alla relativa acqua, che abbiamo detto era già conosciuta a Little Italy, a New York, ha lanciato una nuova acqua che è l'Indos. L'ha chiamata l'Indos proprio perché lui è originario dell'isola di Rodi. Vedete un po' com'è strana la vita certe volte, no? Dal papà di Piero Angela al greco che arriva sedotto dalle acque delle Alpi, arriva da un'isola bruciata dal vento e dal sole e quindi chiama la nuova etichetta non più Ausonia ma l'Indos. Ho l'impressione che se arriverà in futuro qualche arabo passeremo da Ausonia all'Indos e arriveremo a qualche cosa che ha a che fare con Mohammed o Maometto. Cioè, abbiamo un cantante famoso, ma vedremo in futuro. Bene, Genius Loci, per Genius Loci oggi io vi parlo di Goro, perché Goro è una cittadina molto particolare. Io stesso quando la vidi per la prima volta venendo dalla zona del Ferrarese, del Bolognese, dove abitano i miei cugini, insomma, mi colpì sicuramente perché ho un rapporto simbiotico non solo col Delta del Po, col grande fiume, col grande papà di tutti i padani, ma certamente anche con gli abitanti di una parte, di una zona del fiume terminale che attraverso le famose sacche, no? Che pullulano nella zona, permette poi a moltissimi pesci di riprodursi. Sapete qual è l'oro di Goro? Non è Milva, che è stata la pantera di Goro per eccellenza e sappiamo che non gode di ottima salute in questo momento, l'abbracciamo, sei sempre grande, sei sempre meravigliosa, sei sempre la migliore, ma Goro ha potuto trovare il proprio oro nelle vongole, perché a partire dagli anni 80 e quindi da una trentina d'anni circa, fine anni 80, poi attraverso gli anni 90 e gli anni 0, sicuramente la coltivazione delle vongole ha costituito qualcosa di decisivo per la crescita economica di Goro, anche per la fama internazionale, perché sicuramente le vongole di Goro sono tra le più famose al mondo. Certo, attorno a Goro, Gorino, le sacche e quell'incontro incredibile tra mare Adriatico e grande fiume che avviene a poca distanza, Goro ha vissuto nel bene e nel male questa storia che potremmo chiamare omericamente vongoleide, perché ci sono stati risvolti positivi, molti goresi si sono arricchiti, e risvolti negativi, perché a volte i soldi e il successo danno un po' la testa. A partire da quel maledetto caso Branchi, di cui ancora oggi si parla tantissimo, Willy Branchi, il giovane ucciso probabilmente in seguito a vicende legate a giri omo e pedofili, ma è in corso un'inchiesta che porterà anche presto a ulteriori grosse novità, che nell'89 appunto fu ritrovato ucciso. Forse un ambiente che si era sofisticato in maniera non del tutto corretta, non mi si fraintenda, parlo della pedofilia naturalmente, l'omosessualità è un fatto naturale e incontrovertibile, ma c'è modo e modo di praticare certi gusti, perché qui si è arrivati anche al crimine. Ma soprattutto, come racconta Ermanno Rea nel già citato libro Il Po si racconta, Uomini, donne, paesi, città di una Padania sconosciuta, a Goro, specie negli anni 90, c'è stata molta invidia, perché naturalmente chi aveva avuto successo con le vongole veniva invidiato da chi aveva avuto successo ma non così abbastanza come gli altri. Quindi tutto questo fa parte, insomma, di quella provincia padana dove accade tutto e non accade niente, dove formalmente tutto è a posto, ma dietro evidentemente come dire, c'è un magma vulcanico che bisogna sapere controllare. Ma passiamo da Goro alla capoluogo, Frera.
Ma che cosa dire su Ferrara, questa città straordinaria che è sempre stata una delle città più belle d'Europa, che ci ha portato tantissime cose dal Rinascimento ad oggi e che per esempio negli anni del fascismo doveva diventare il fiore all'occhiello di Mussolini attraverso una strada che secondo lui doveva raggiungere direttamente una strada diciamo monumentale che doveva rompere le mura e arrivare poi sull'Adriatico in maniera da creare una specie di Roma della Padania, insomma Ferrara come Roma della Padania. Per Garbi penso che sarebbe il massimo. Sì, e quindi in fondo capitale di una Padania che non c'è mai stata, capitale morale delle biciclette, l'Olanda dell'Italia si dice, ma Ferrara ebbe un uomo straordinario che era il direttore del Corriere Padano, Italo Balbo, questo uomo straordinario che dirigeva il giornale che ha il più bel nome del mondo, ha avuto il più bel nome del mondo, il Corriere Padano, pensate se esistesse ancora oggi, ma non ha importanza che sia nato sotto il fascismo, non è questo il punto, potrebbe rinascere a misura in cui tutti avessimo coscienza di un'Italia federale, che sarebbe il massimo, ma il Corriere Padano attraverso Balbo disse no, Duce, no, non ci stiamo, perché questo rovinerebbe il paesaggio, rovinerebbe l'equilibrio naturale su cui è fondata la nostra bella città e il contado che arriva dolcemente fino al mare. Ma poi dopo il fascismo ci penseranno gli speculatori edilizi sulla costa a creare quei lidi che insomma non sempre hanno soddisfatto quell'equilibrio di cui parlava lo stesso Balbo. Siamo davvero al termine. Io ringrazio la pazienza di tutti, ringrazio la regia come al solito magistrale di Roberto Colombo, un grande abbraccio padano, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura Padana. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa